Umberto Geremia, noto professionista del territorio sorano ed uno degli 8 candidati in corsa per la carica di amministratore unico della società Ambiente Surl, ha ufficializzato la sua rinuncia alla competizione. L'annuncio lo ha fatto in una conferenza stampa indetta nel suo ufficio nella giornata di venerdì 30 novembre. Una decisione sofferta e che lo ha profondamente segnato, che ha deciso di portare avanti il rispetto del sindaco Roberto De Donatis e della moglie, la consigliera Floriana De Donatis, ma soprattutto per il bene della città di Sora. Allora, io ho ritenuto opportuno questa mattina di indire una conferenza stampa in quanto voglio uscire sulla città e dire che io il 28 novembre ho mandato una PEC presso il comune di Sora dove ho ritirato la mia candidatura ad amministratore dell'ambiente SURL. L'ho fatta perché nell'ultimo consiglio comunale ci sono stati dei problemi da parte dei consiglieri di maggioranza in quanto hanno ritenuto opportuno di bloccarsi ancora una volta perché evidentemente il problema ero io. Allora, essendo una persona e un professionista serio, ho ritenuto opportuno di ritirare e speriamo che facciano immediatamente il nuovo Presidente dell'Ambiente. La nomina dell'amministratore unico della società in house Ambiente Surl era inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale dello scorso 27 novembre, ma non è stata votata ed il punto relativo alla designazione dell'amministratore della municipalizzata ritirato. Umberto Geremia è stato uno dei maggiori sostenitori in campagna elettorale della candidatura a sindaco di Roberto De Donatis, ma ora si sente di allontanarsi da questa amministrazione. Io non posso supportare questa amministrazione in quanto non è una questione adesso dell'ambiente, ma è una questione che dura da circa 2 anni, dove ci sono degli elementi che è un assessore e 2 consiglieri comunali che io personalmente hanno in ostaggio questa amministrazione. Pertanto, essendo stato la persona che ha portato alla vittoria Roberto De Donatis, non intendo più di supportare questa amministrazione.